Amici di Sportisiri, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la gara tra Mister Palermo e Gallinese. Intanto vi lasciamo alla musica meravigliosa del Palaureto di Palermo, che come sempre accompagna tutte le partite in casa del Mister Palermo. L'applauso da parte dei calciatori in campo, ma anche dei tifosi presenti qui sugli spalti per dare carica ai propri beniamini. Adesso noi cercheremo di darvi anche le formazioni. Vedete sicuramente Capitan Di Maria con la maglia numero 12. Lui lo scorso anno ha fatto 8 gol, 2 quest'anno invece in stagione. Vediamo se arriverà il terzo stagionale. Poi tra i pali di Liberto Mazzola, lì davanti Muro, Argibai, insomma una squadra assoluto livello. Dall'altro lato invece della Gallinese con il proprio Capitan Tiziano, classe 89. Nel frattempo i direttori di gara si stanno dando il cenno prima di cominciare. Vediamo, riconosciamo anche il signor Nicola Bucceroni di Abbiategrasso, il signor Antonio De Simone, anche lui provincia di Milano, quindi Milano, e poi Alessia Castello, invece l'unica palermitana che terrà oggi il crono. Nel frattempo vediamo quali saranno le scelte, perché con grande probabilità dovrebbe partire sicuramente Tiziano tra i pali. L'abbiamo visto riscaldare molto bene, con Marra che dovrebbe essere il secondo. Poi vedremo chi sarà anche, quale sarà il quintetto scelto dalla squadra calabrese. Dall'altro lato invece mister del Palermo potremmo ipotizzare sicuramente un Vincenzo D'Aricca come laterale, di Liberto in porta, dell'area l'altro laterale Muro e Argibai. Però occhio, c'è anche Di Maria in realtà come centrale, dovrebbe dare lui l'equilibrio. Vediamo quale sarà il quintetto di mister Cappello. Ricordiamo 2 tempi da 20 minuti effettivi, di conseguenza 40 minuti, e come dico sempre in nostra diretta, che sia Serie B o che sia C1 con il Palermo Futsal Club, sono 40 minuti effettivi, ma la partita non durerà mai chiaramente 40 minuti. Credo che vi terremo compagnia almeno per un'ora e mezza, questa è un po' la stima. Allora, dall'altro lato invece vediamo con la maglia numero 7 Giuseppe Giriolo, classe 93, poi con la numero 18 Francesco Martino, classe 90, con la 11 Zamboni. Adesso ne manca uno. Dall'altro invece vediamo Di Maria, vediamo sicuramente con la 10 Coco Argibae, Muro, Di Maria, e poi con il 17 Andrea Dell'Aria che parte centrale. E dunque abbiamo anche l'inizio nel campo con il minuto di silenzio. E applausi dopo il minuto di silenzio del Palaureto per la morte di Paolo Taormina. Nel frattempo si ritorna in campo, dunque tra i pali lo dicevamo Tiziano, poi giocano con la 11 Zamboni che qui tocca palla. Di Maria esce subito in pressione, così scivola qui Giriolo, palla che gira invece con Mallimacci che invece chiude il quintetto, quindi Tiziano, Mallimacci con la numero 13 a completare poi il quintetto, con Martino che è partito da pivot, ma vediamo muoversi tanto. Nel frattempo Zamboni
il vice capitano. Se no è Martino, vice capitano. Zamboni. Mallimaci, passaggio preciso, giro palla lungo della Gallinese che non è ancora scesa in campo in questo campionato, riposato nella prima giornata che è stata giocata, vista invece che è scesa in campo e ha perso contro il Drago Cirene, una partita molto complicata, 3-2, giocando però comunque molto bene, ma i punti non sono arrivati. Martino alle spalle dell'area non lo vuole fare girare, si mette lì con il corpo. Adesso Zamboni lo fronteggia Arciba e calcia verso la porta. Diliberto la lascia sull'esterno, sa che prendere questo pallone non ha senso e dunque fa anche risalire i suoi, fa ripartire soprattutto i suoi, perché abbiamo visto qualche minuto di dominio della Gallinese per quanto riguarda il possesso palla. Nessuna azione pericolosa, però tanto possesso palla. Sbaglia il passaggio di Maria, può ripartire la Gallinese con Giriolo che si appoggia e adesso Martino con il sinistro centrale, ma torna lì davanti, palla alta, Dell'Ara di testa, fa sportellate e poi Martino, ed era tutto regolare, forse poteva anche starci in realtà un calcio di punizione, poi passa intanto Muro, bella giocata, ne salta un altro, Muro si appoggia, Dell'Aria, vediamo se calcia anche lui, finta, va sul mancino Dell'Aria, viene però un fastidio da Zamboni, che gli dà fastidio. Zamboni, maglia numero 11. Giriolo, dopo il pallone ricevuto dal compagno Mallimaci. Giriolo, Zamboni, ha avuto una ghiotta occasione invece Martino in precedenza, ma forse si aspettava di aver commesso fallo e quindi non è andato molto convinto sul pallone. Zamboni, finta e controfinta, il taglio, poi a cercare Giriolo che un po' si arrabbia con se stesso, un po' col compagno, forse voleva questa palla messa meglio, ma sicuramente è possesso Mistral adesso con Di Maria, diciamo scorso anno 8 gol per lui, gran partita quella playoff contro il Villauria, per chi se la ricorda, playoff di campionato, poi per andare verso il nazionale nella successiva fase. Di Maria fece una gran partita, forse il migliore in campo, in quella gara segnò anche Diliberto, che non è una novità, è un po' un abitué del gol, dite al portiere non ci credo, invece sì, perché Diliberto è un ragazzo che esce spesso dai pali e fa tanto la differenza, perché tecnicamente è veramente fortissimo, è un gran tiro soprattutto. Dell'Area intanto, Arcibai, passaggio dietro verso Capitano e Di Maria che cambia lato da Muro che vuole puntare l'uomo e calcia direttamente nelle gambe di Zamboni. Muro che viene da anni felici in zona gol, prima col Monreale, poi col Mistral Palermo, scorso anno 21 gol in stagione, poi la stagione precedente invece 28 addirittura. Nel frattempo mister Cappello fa alzare dalla panchina Vincenzo D'Aricca, lui che lo scorso anno giocava allo Spesse, provincia di Roma, è tornato a Palermo, ci è mancato, un giocatore come lui fa sicuramente la differenza, ha fatto tanti anni in C1 con il Palermo Calciacircolo con dei numeri eccezionali, poi la Serie B non ha confermato i stessi numeri, però 11 gol in B, sicuramente è un bottino eccezionale per un ragazzo classe 2001, è molto giovane, destro-sinistro, veloce. Calcia da fuori, una bomba, Arcibai con il sinistro di punta e poi lascione Di Maria a dare fastidio a Giriolo che aveva puntato la porta difesa da Diliberto, ma era veramente tanto tanto lontano. Nel frattempo posizione anche un po' privilegiata, perché abbiamo il crono praticamente davanti con la signora Alessia Castello che ci delizierà con il tempo. 14:52 mancano. Dell'Aria, vancheggio nel tentativo di darsi una spinta per dare maggiore forza, forse un po' troppo, palla fuori e dunque Tiziano riparte con le mani. Giriolo, dopo cominciano anche i cori, anzi continuano i cori perché non hanno mai smesso. 1-2, Giriolo con la punta, non la tocca Di Maria, forse chiedeva un tocco. Muro e Di Maria.
Muro avanza con Zamboni che lo fronteggia, palla alta di testa, la tocca Martino, poi Dell'Aria va a dar fastidio, la tocca anche lui, ma il pallone è già fuori. E dunque rimessa laterale con il signore De Simone che ha indicato la rimessa laterale per il Mistral, che dunque rimane in attacco con Argibai. Di Maria, Muro, punta, l'uomo può calciare con forza, addosso però, poi c'è un buco incredibile, poi da porta del tocco sotto di Liberto, rimane perfetto su Giriolo e poi riparte Di Liberto, viene fermato da Giriolo, vediamo se calcia, la parte sguarnita, Giriolo e Di Maria da portiere rimprovera il compagno e dice ok queste giocate, ma la palla scarica la prima. Argibai e Di Liberto quando fa queste giocate può creare veramente la superiorità numerica. Giriolo lo ha graziato 2 volte, prima con il tocco morbido, poi con il passaggio intercettato da Di Maria. Era un tiro in realtà però molto debole. Di Maria si mette davanti Muro a fare il blocco quasi cestistico. Argibai per Dell'Aria, Alex Cus, anche Termini se la costruisce solo, se calcia parecchia verso Argibai, palla che però non arriva tra i piedi del 10 spagnolo. Mallimaci, ma il tunnel di Di Maria, giocata sublime, si lamenta un po' e dice mi ha fatto fallo. Nel frattempo è entrato Paolo Prestopino, classe 2003. Al posto di Giriolo che sembrava un po' stanco. Muro, c'è la sorpresa di Di Maria, parecchio invece dalle parti difensive con Argibai, scarica e poi si ributta in avanti con Di Maria, cambia tutto, poi se la costruisce Argibai con il sinistro, viene murato, la palla non è terminata dalle parti di Tiziano perché c'è stata una doppia deviazione, nel frattempo è pronto da Ricca. Muro, Dell'Aria, Muro nuovamente da Di Maria, palla fuori, sradicata però da Martino che gioca come pivot, però lo vediamo anche molto in fase difensiva, aiuta tanto i compagni. Dell'Aria, aggancio felpato, poi Di Maria, c'è una palla di ritorno verso l'ex post che però si è fermato, forse non si aspettava quella palla. Zamboni, Priolo, detto, piccola correzione, non era Prestopino ma era Priolo a essere entrato, ci sembrava di aver letto nella maglietta 21 ma in realtà era 2 semplicemente. Vediamo chi entrerà, o meglio chi uscirà, perché da Ricca è pronto al cambio, poi Priolo vuole passare e Muro chiama in causa Di Liberto, sempre molto tranquillo con i piedi. Argibai, scadico dietro, poi il blocco cestistico, intanto va giù invece Muro, bella serpentina in mezzo a 2 maglie bianche, chiede scusa Martino, chiede scusa anche Mallimaci. Tempo dentro da Ricca, fuori Di Maria. Vediamo come impatterà la partita l'ex Spes. Argibai, taglio dall'altra parte verso Muro, era una bella palla questa di Argibai, forse leggermente forte, però la direzione comunque è stata trovata. Mancano 11 minuti e 29 secondi, siamo quasi a metà, palla subito su Daricca, viene però fermato dal bell'anticipo di Zamboni che si guarda intorno, appoggia adesso Priolo, calmaci, anzi questo Caracciolo, ci ha messo il cambio, è al posto di Martino. Caracciolo, è entrato lui con la maglia numero 9. Zamboni dietro per la conclusione forte da parte di Mallimaci.
La direzione però è di Muro e dunque calcio d'angolo. Si continua a attaccare per la Gallinese, che è venuta in Sicilia per prendere punti. Sta attaccando, forse per alcuni tratti possiamo anche dire sta facendo la partita. Corner con una conclusione subito Caracciolo, ma è anche sfortunato nella deviazione perché De Ricca fa sbattere il pallone sopra il numero 9. Dunque rimessa tra le zona prettamente difensiva, non pressa la Gallinese, rinuncia alla pressione e dunque dell'aria verso Argibai. E la giocata nasconde il pallone Argibai, viene fermato da Zamboni e riparte a 1000 Caracciolo che avanza. Caracciolo calcia fuori, era molto complicata. Di Liberto fa subito ripartire Muro, però la palla credo fosse in movimento. Di Liberto dice di no. È costretto a ribattere Di Liberto, questa volta preferisce andare sulla fascia opposta da Vincenzo D'Arica, con Cimarosa è entrato da poco a fronteggiarlo, forse per la velocità. D'Arica però sprinta e poi quasi riesce anche a passare con Zamboni che mette una pezza. Zamboni è l'unico giocatore di movimento della Gallinese che, a parte chiaramente Tiziano è il portiere, quindi non di movimento, essere rimasto in campo dal primo all'ultimo istante della partita. Nel frattempo dentro anche Mendola al posto di Argibai, quindi dell'area Mendola, D'Arica, Muro e Di Liberto. Dall'altro lato invece è rientrato Giriolo. Zamboni per la conclusione fortissima di Cimarosa che non ha toccato la porta. Dicevamo Giriolo invece è entrato al posto di Priolo, pochi minuti per lui, giusto qualche sgasata sulla fascia, poi niente più. Muro punta Cimarosa che fa finta di intervenire, ma poi si appoggia da dell'aria. Muro lo spinge Cimarosa, dell'aria, passaggio con Caracciolo alla meglio dell'aria che poi forse se la porta fuori e infatti è così, è rimessa laterale per la Gallinese con Giriolo, Zamboni e adesso viene chiamato Cimarosa, l'aggancio, anche un dribbling rischioso su Muro, si accartoccia, è rimasto giù, forse nel modo di contrastare avrà preso una botta. Vediamo sia tutto ok. D'Arica, Muro, gara ancora sullo 0-0 qui Cimarosa invece restituisce il colpo. Il secondo fallo per i calabresi, 0 invece per i rosanero, scusa, palermitano. D'Arica, un po' rischioso dietro e poi D'Arica se la porta. D'Arica non calcia, non ci è arrivato a calciare. Nel frattempo è entrato Pennino al posto di dell'aria, era un po' stanco effettivamente, quindi Pennino, Muro, D'Arica e Mendola insieme a Di Liberto. D'Arica, tocco dietro, sbaglia il passaggio, poi Caracciolo fa sportellate, lo aiuta Cimarosa, poi Muro, palla che rimane lì. D'Arica è velocissimo, se la porta lui. D'Arica, palla però fuori, sotto gli occhi del signor De Simone. Giriolo, Cimarosa, De Simone, Giriolo ancora, Zamboni, così come Muro sono gli unici a non essere ancora usciti per nemmeno un istante. Cimarosa lotta in mezzo a due, ma giù c'è calcio di punizione, fallo da parte di D'Arica e di Pennino, classe 2001 e 2003 rispettivamente. E dunque calcio di punizione. Infatti c'è un altro cambio perché è rientrato in campo Martino al posto di Caracciolo. Questa è un po' la staffetta lì davanti, con il 18 che stava giocando una buona gara, è uscito, adesso è rientrato. Nel tempo in questo calcio piazzato vedremo chi calcerà, perché Giriolo da lì potrebbe anche cercarla, però Zamboni sta parlando con l'arbitro. Ma Zamboni forte, Muro e poi D'Arica sul palo di testa, salva tutto, Mendola si autolancia e poi palla direttamente bloccata da un tifoso sugli spalti.
Pennino. Di Maria è entrato al posto di Muro, adesso squadra leggermente più difensiva con i soli Mendola e Daricca che spingeranno tanto in avanti. Di Maria ha, diciamo, un atteggiamento un po' più difensivo e Pennino è centrale. Tra l'altro Pennino l'avete visto anche in precedenza, quando scarica la palla non sempre si inserisce. In 2 occasioni ha avuto il pallone e non si è mai inserito. Cimarosa, Zamboni, la porta lunga questa palla. Martino, Zamboni ancora, buona pressione. Poi Tiziano spazza più lontano che può. Cimarosa la mette giù, poi la palla rimane anche in campo. Testa di Pennino che sbaglia però il tocco. Cimarosa per Giriolo. Pennino, bellissimo il contrasto, il tackle difensivo. Ed è quindi, vediamo se calcio d'angolo o se è rimessa laterale, zona comunque sicuramente offensiva. Va in mezzo forte Zamboni con la punta, prende però Daricca in pieno. Palla dietro per la conclusione, soltanto sull'esterno rete, sembrava quasi in gol con Diliberto che però tranquillissimo l'ha lasciata scorrere su quella conclusione di Cimarosa. Questa è una da segnalare però. Martino avanza con il sinistro direttamente dalle braccia di Diliberto che fa subito ripartire Di Maria, il capitano delle Mistral. Adesso Pennino, palla corta per Mendola che si gira e calcia immediatamente. E poi time out quando mancano 7 minuti e 39 secondi, piccolo momento di pausa. Una gara che, dobbiamo dire la verità, si è giocata, pochissime interruzioni, pochissimi anche i falli, quando il risultato è ancora di 0-0, una parità, squadre che stanno comunque giocando in maniera piuttosto equilibrata, forse un po' di più la Gallinese, dobbiamo essere sinceri, perché non sono arrivati tiri dalle parti di Tiziano, invece è arrivato qualcuno dalle parti di Diliberto, però è sempre stato molto molto bravo a sventare tutto quanto. Nel frattempo dialogano i 3 arbitri, Simone, Bucceroni e Castello, i primi 2 nella sezione di Milano, Lombardi. Castello invece nella sezione di Palermo. Nel frattempo il gong dice alle squadre di rientrare in campo. E vediamo se c'è qualche cambio, perché vediamo Pennino, vediamo Mendola, Daricca e Di Maria. Nessun cambio. Di Maria cambia tutto da Mendola, che ancora non ha avuto l'occasione per potersi accendere. Di Maria ancora, Pennino al centro e poi si inserisce Di Maria, non sa chi darla, trova adesso Mendola, bello più l'aggancio, torna dietro ancora da Di Maria. Pennino, non ci sono spazi però, perché la Gallinese è presa uomo e presa anche molto molto bene. Di Maria, Daricca, finta e controfinta dell'ex Spes, va al centro, questa volta sbagliato però Pennino, e dopo Tiziano. Zamboni, anticipo perfetto di Pennino che potrebbe calciare a parecchio invece verso Daricca che si dimentica il pallone e riparte in contropiede adesso con la palla dall'altra parte, e poi Martino spinge Daricca, bravissimo a recuperare. E Martino è un po' arrabbiato perché Mallimaggi credo avrebbe dovuto calciare, sicuramente per il 18 sì, e credo anche per me, perché da lì effettivamente aveva tutto lo specchio della porta, avrebbe potuto dire la sua, invece ha preferito servire il compagno poi Diliberto sul primo palo. E poi l'ultimo tocco è nero, e di conseguenza rimessa Gallinese. Giriolo, Zamboni, palla imbucata, forse un po' eccessiva, con Zamboni che dice al compagno di chiudere questa curva, quindi di andare in profondità, perché la palla comunque gli arriva.
Mendola per Daric che non arriva a calciare, arriva invece Pennino che calcia adesso con il sinistro addosso a Zamboni che fa ancora una volta una gran chiusura. Che partita dell'11. Poi Martino c'è dall'altro lato Giriolo, lo serve adesso, Josep punta la porta, Giriolo! E Diliberto, perfetto! Non era un tiro irresistibile, ma Diliberto comunque mette in calcio d'angolo. Ha presa chiaramente con la punta il 7. Diliberto si aspettava, credo, una conclusione sul primo palo forte e così difatti è stata, però forse non irresistibile, dobbiamo dire. Poi Martino calcia con tanta potenza, ma veramente pochissima precisione, fuori Mendola. Nel frattempo rientra in campo il 10 Coco Argibai. Entra in campo anche Muro per Daricca. Muro punta la difesa, rientra sul destro, viene murato da 2, da 3 addirittura avversari, poi però è rimasto giù e sportivamente Martino dice metti subito la palla fuori perché l'avversario è rimasto giù. Per gesto qui di sportività da parte della Gallinese, una gara effettivamente, lo dicevamo anche prima, molto molto corretta. Le squadre che si stanno rispettando, ci sono stati 3 falli, ma tutti molto tecnici, dunque non falli cattivi. Sono 2 squadre che stanno facendo vedere un gran bello spettacolo. 0-0 il risultato, però come diciamo sempre non fatevi ingannare dal risultato perché le emozioni in realtà ci sono tante. Zamboni cambia tutto, Malimaci contro Muro. L'ultimo tocco proprio del 13, intanto fuori Pennino dentro dell'area. Dunque si è riformato quello che è il quintetto titolare del mister al Palermo, quello con cui aveva iniziato la partita. Attacco di Argibai dell'area, vediamo se punta Alex Termini, va sul destro, viene fermato però da Zamboni, sempre molto molto preciso. Classe 88, Ignazio Zamboni. E poi c'è qualcosa, il gioco è fermo un momento. Quando mancano 5:38. Arcibai sbaglia decisamente la giocata perché la giocata non era sbagliata, ovvero la palla dall'altra parte, però nessuno l'ha seguito. Nel frattempo si muove Tiziano, che infatti prende anche questa palla, la aggancia bene con Arcibai, la palla rimane lì, poi Di Maria, palla che si alza, gamba pure e quindi fallo. Qui Tiziano forse non ha fatto un controllo eccezionale perché era una palla difficile, lui l'ha messa giù in 2 tempi, è riuscito sì a fregare un po' il contrasto di Arcibai, ma poi dall'altro lato c'era Di Maria che per poco quasi non rubava il pallone. Intanto Mallimaci, bella giocata, va sul sinistro, mette dentro per Martino il tacco, palla su Girioli e poi Diliberto e super, come sempre. Ha avuto l'occasione qui Giriolo, ma Diliberto sempre presente, va Martino, deviazione e Diliberto sarà ritoli sul primo palo, fa subito ripartire Argibai che si ferma, sa che partire da solo non è mai una scelta corretta. Di Maria, infatti c'è un giro palla, c'è l'inserimento di Dell'Aria, Di Maria vede Muro, vede se calcia, cerca l'imbucata scivolata di Zamboni che poi un po' si arrabbia con i compagni, intanto dentro Caracciolo, fuori Martino, è un po' la staffetta che dicevamo anche all'inizio. Di Maria con Giriolo che lo fronteggia, c'è anche Caraccio ad aiutarlo, poi Dell'Aria, palla su Di Maria, tacco ancora, potrebbe calciare, cerca invece un passaggio forse di troppo, poi Dell'Aria ancora, attacca anche lui, Arcibai, deviazione, si chiede un tocco con il braccio di Zamboni, ma non c'è nulla. Calcio d'angolo comunque. Scorso anno in C1, sempre nella Gallinese, Zamboni, 11 gol. Caracciolo, Diliberto si concede come sempre un dribbling Dell'Aria in mezzo a 2, palla che viene fermata, poi Giriolo se la porta in avanti.
Zamboni che ha giocato anche in A2 per tanti anni, con Russi ma anche con la Polisportiva Futura. Classe incredibile quella di Ignazio Zamboni. Ed è ritornato intanto in Serie B dopo l'ultima stagione del 2021 con la Polisportiva Futura con 17 gol. Insomma, un giocatore che ne ha viste di partite importanti. Cerca invece la giocata di Francesco Martino, perché lo scorso anno invece in C1 ha fatto 27 gol, l'anno prima 18. Sempre con la maglia di Calabresi, chiaramente. Invece qualche azione in più per Giuseppe Giriolo, scorso anno 13 gol, prima ancora 18, 12. Sempre con la Gallinese. Zamboni, palla intelligente dalle parti di Domenico Di Salvo, è entrato anche lui al posto di Giriolo. Infatti vediamo Cimarosa, Di Salvo, Caracciolo e Zamboni. Argibai, Dell'Aria, poi Di Maria, palla imbucata al centro, Zamboni lo anticipa, sempre molto preciso, Zamboni passa ma non il pallone, o meglio passa il pallone ma non l'uomo, poi Cimarosa e poi Di Liberto come sempre in uscita spaccata, copre tutta la porta e anche di più, perché qui era fuori dei pali ma ha messo comunque l'ennesima pezza. Gran portiere, classe 2005, insomma il futuro è suo. Zamboni torna dietro da Tiziano che non ha fretta, non vuole avanzare, forse lancia, e infatti è così una giocata un po' insolita nel mondo del calcio a 5, quella di darla al portiere e poi cercare forse una spizzata offensiva, un po' più da calcio a 11 però. Nel frattempo mister Cappello che sta guardando il cronometro, voleva vedere forse quanto mancasse. 3 minuti. Argibai, Di Maria, finta e controfinta, poi Muro, c'è l'inserimento di Argibai, la tocca Zamboni come sempre e poi Tiziano va ancora una volta lungo, questa volta per spazzare un pallone, non per creare un'occasione. Di Liberto, Muro, poi Zamboni chiede scusa che forse ha commesso non un fallo ma sicuramente un tocco c'è stato. Di Maria, Muro, Dell'Aria, Caracciolo si mette lì col corpo, non lo lascia un momento. Di Maria, c'è lo scatto di Dell'Aria, non l'ha servito, qui forse avrebbe potuto il capitano. Dell'Aria ancora, lo spintona da dietro Caracciolo, un po' anche con 2 braccia, quindi rischiando un po'. Di Maria, l'aggancio, si gira, vediamo se calcia. Di Maria direttamente addosso a Zamboni, che prende pure questa. Dell'Aria scambia con Di Maria, ma anche giù Dell'Aria si continua, non c'è nulla. Di Maria! E poi Tiziano se la ritrova lì anche sporcata. Uno dei compagni, Caracciolo, Cimarosa che sbatte forse contro... No, fortunatamente non ha sbattuto, però si è scontrato sicuramente con lo striscione, ma non con le ringhiere. Questa chiaramente è la cosa più importante, perché con le ringhiere chiaramente sarebbe potuto fare anche male. E quindi calcio di punizione perché c'è stato un fallo e quindi vedremo o Di Salvo o Zamboni, ma credo che l'11 voglia calciare. Lo sguardo è quello di uno che da lì vuole la porta, ma siamo piuttosto lontani. Calcia forte Di Liberto, aveva anche presa bene con la punta, ma Di Liberto è impenetrabile oggi. Ed è quindi calcio d'angolo, Zamboni non ha fretta di battere, mancano 1 minuto e 57. C'è ancora tanto tempo e tante emozioni da raccontare in questo primo tempo. Quello che passa Di Salvo, Di Liberto la blocca e poi se la va a rubare questa palla. Poi Muro, fallo di Zamboni, no. Sembrava potesse essere fallo in realtà questo, ma credo che la palla fosse già terminata fuori, per questo non è stato dato. E infatti perché la rimessa è anche bianca. Tiziano, Caracciolo, la tocca col tacco Argibai, lotta Dell'Aria, poi Muro dietro da Argibai, Di Maria il capitano, palla in cosa sotto la suola, poi sbaglia il tocco con Di Liberto che
regala una magia assoluta, perché non soltanto ha fatto uno scavetto, ma l'ha pure tenuta in campo. Giocatore veramente clamoroso. Tempo c'è giù Muro, e chissà che la soluzione di Liberto non possa essere la chiave della partita, perché a parte una volta non l'abbiamo mai visto salire e garantire il power play, chissà che non sia un qualcosa da vedere nel secondo tempo maggiormente. Argibai va sul mancino, finta e controfinta, lo sceglie ancora Argibai e palla deviata, calcio d'angolo quando manca 1 minuto e 5 secondi, dunque 65 secondi alla fine del primo tempo. Era molto divertente, 0-0. Palla alta per Di Maria, che impatta bene, ma con pretese quasi al minimo. Nel frattempo Zamboni si prende tutto il tempo, 1 minuto adesso alla fine dell'aria, sbaglia il passaggio, tocca Di Salvo, poi palla che viene aggiustata da Mallimaci. Zamboni ancora col mancino, palla geniale per il controllo di Di Salvo, poi Di Liberto mette una pezza, effettivamente la scelta migliore, perché in quel caso una palla vacante all'interno dell'area di rigore sarebbe potuto essere un problema. Nel frattempo è rientrato Martino al posto di Caracciolo, palla imbucata, Di Salvo la tiene lì con Argipai che concede l'interno ma non l'esterno. C'è Martino, diceva adesso la sua posizione di Zamboni che si prende questo pallone, finta destro sinistro, nasconde il pallone, ancora Zamboni, tutta la qualità dell'11 che voleva forse un fallo. Palla imbucata, la controlla, può calciare, vediamo ancora per Zamboni, finta, controfinta ancora e poi forse subisce fallo. Muro nel frattempo in anticipo si aggrappa al suo diretto avversario Di Maria, palla su Muro e Tiziano rischiando anche un tocco fuori, ma Limaci non l'ha servito, si riparte a 1000, Di Maria calcia e poi con questo tiro finisce anche il primo tempo. Noi come sempre vi ringraziamo e vi ricordiamo di rimanere qui connessi sui canali sportivi, perché qui in esclusiva il tempo la sfida dopo. Sono molto emozionato perché insomma ci torno praticamente dopo 1 anno e mezzo e l'ho fatto riflettendo molto su quello che è stato il mio percorso, il mio periodo qua. Avevo voglia di tornare, avere la possibilità di dire le mie cose con grande serenità. È una bella occasione per farlo di presenza per me è ancora più importante che invece una fredda intervista su un giornale. Dunque ho accolto l'invito che mi è stato proposto molto volentieri e con la voglia di venire, di fare 2 chiacchiere e tornare in una città che comunque sapete bene quanto ci tengo, in un momento molto positivo per il Palermo, dunque meglio di così non poteva essere. Guarda, l'ho fatto prima e secondo me bisogna sempre contestualizzare i momenti, le situazioni, capire il punto di partenza. Io penso che quello che è stato fatto un lavoro in profondità di una squadra che con grande bravura aveva vinto i playoff di Serie C e abbiamo affrontato quello che era una strutturazione societaria, sia a livello proprio di strutture, sia a livello di strutture, a livello di giocatori, di rose, di quello che doveva essere il Palermo. Poi quando hai a che fare con le emozioni della gente che giustamente vuole vedere la propria squadra vincere, non è stato sempre facile, ma penso che è stato fatto un lavoro in profondità per far sì che il Palermo tornasse a essere competitivo, creare le basi per un futuro importante, con la consapevolezza di essere in un gruppo, in una società che aveva le potenzialità per far tornare il Palermo dove merita di essere, e ho fatto quello che per me è stato un lavoro di istruzione molto importante, assumendomi tutte le responsabilità del caso, ma l'ho fatto con l'orgoglio di qualcuno che vuole veramente bene al Palermo e mi sono assunto una grande responsabilità, lo rifarei, nonostante probabilmente non era il momento giusto per vincere subito, ma era un momento di passaggio per creare le basi per poterlo fare. No, perché si è andate a rivedere le squadre, le rose, quello che era l'obiettivo che ci eravamo prefissi il primo anno, quella che era la crescita sul secondo anno, che era quello di sempre provare a vincere, ma era quello che c'era bisogno di certi passaggi, capire certi giocatori come si adattavano alla piazza di Palermo. Io penso che dal mercato di gennaio dell'anno scorso il Palermo abbia alzato gli obiettivi,
prendendo giocatori di un certo livello, perché per vincere a Palermo ci vogliono determinate caratteristiche. Noi abbiamo cercato di farlo, valorizzando al meglio la rosa, capendo che se certi giocatori potevano esprimere il proprio talento, alcuni l'hanno fatto, alcuni hanno fatto più fatica. Vincere a Palermo è entusiasmante con tutte le difficoltà che questo comporta e di conseguenza c'era un lavoro profondo, in profondità da fare e per me abbiamo dato, io e il mio gruppo di lavoro, attraverso anche la fiducia che la società mi ha dato per quasi 2 anni, creato le basi per far sì che il Palermo si strutturasse, capisse dove potesse agire per migliorarsi sempre e quest'anno sembra che insomma col mercato che è stato fatto quest'estate possa essere forse l'anno giusto. Ma sai, io penso che quando fai questo lavoro la critica fa parte appunto di quello che fai, è giusto accettare, ci sono quelle costruttive, ci sono quelle sterili, c'è chi non vuol capire cosa stai facendo in quel momento e poi come ho detto io ho il grande rispetto per il tifoso perché alla fine è quello che vive la settimana per vedere la propria squadra, a volte purtroppo non è stato possibile vederla vincere sempre anche se la volontà era quella di regalare, ma la consapevolezza che era quello che volevo dare ma che in quel momento non era possibile farlo se non attraverso un percorso di crescita che doveva essere continuo, sviluppato nel tempo, che ha permesso probabilmente anche alla società di valutare tante cose che ho detto dentro la società e per far sì che certe cose potessero essere un valore nel percorso successivo. Come ti dicevo, dal mercato in generale l'anno scorso il livello dei giocatori in acquisizione è salito tanto, quest'anno hanno fatto una campagna acquista veramente importante, dunque ci sono perso tutti i presupposti, il livello dei competitor, dunque le squadre con cui te andrai a giocare, è secondo me un livello che il Palermo nella crescita di questi 4 anni ha pianificato e ha sviluppato meglio rispetto a quello che era allora il Parma, a quello che era allora la Cremonese, quello che era la Cremonese rispetto a quello che era il Palermo qualche anno fa. Adesso sicuramente Venezia, Empoli, Monza sono squadre molto competitive, ma la sensazione e la percezione è che il Palermo stia completando un percorso e che ci siano tutte le qualità, le caratteristiche, l'allenatore bravo, i giocatori forti per poter vincere. Perché sono bravi, perché sono competitivi, sanno cosa significa giocare a Palermo e questo fa parte di un mondo molto competitivo, sapere reggere le pressioni di Palermo, saperci stare dentro è una grande capacità e loro sono qui perché hanno tutte queste attitudini, sono ragazzi a cui sono molto legato, che a volte ci sentiamo ancora. Comunque auguro loro il meglio per la loro carriera e di vivere magari la grande emozione perché so cosa vuol dire vincere un campionato di Serie B e andare in Serie A Palermo, lo auguro a loro e a tutta la città e a tutta la tifoseria.
Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa bellissima sfida con Di Maria e Murò che subito si scambiano il pallone. Ritorna anche il nostro amato scoreboard 0-0 come si può benissimo vedere dal risultato. E intanto Argibai subito fermato da Giriolo e dunque vediamo Diliberto tra i pali, Di Maria, Murò, Argibai e Pennino. Quindi una formazione un po' più difensiva con sia Di Maria che Pennino, però per consentire ad Argibai e Murò di fare un po' di più in fase offensiva. Dall'altro lato invece vediamo Tiziano tra i pali, c'è Giriolo, c'è Zamboni che non esce mai, c'è Martino e c'è Murò, Di Maria, ancora Murò, palla incollata sulla suola, poi Mallimaci e qua si fregava Tiziano che era dato sul primo per coprire l'eventuale passaggio. Nel tempo non si riscalda nessuno sulla panchina del Mistral Palermo. Zamboni, Mallimaci, Martino, si torna dietro da Zamboni, Mallimaci, l'anticipo di Pennino, ottimo posizione della velocità. Non c'è nulla per il diritto di gara che era molto vicino, signor Di Simone. Mallimaci, pallata verso Giriolo, ma Di Maria la scorta fino alle mani di Diliberto. Pennino, Di Maria, palla su Argibai che vuole il suo sinistro, apre tutto da Murò, aggancio non perfetto, ma la tiene comunque lì, nel frattempo scivola Argibai e casca anche giù. Di Maria si è rialzato lo spagnolo. Pennino 1-2, forse poteva anche calciare, ma è una distanza comunque complicata e proibitiva. Di Maria, Pennino, Argibai, Di Maria, Di Maria ancora, la tiene lì Argibai. Murò per Pennino, se punta Martino, Pennino va sul sinistro, Tiziano la sporca, poi Pennino ancora e Martino anche con un pizzico di fortuna. Va verso l'interno del campo, Argibai nasconde il pallone. Argibai ancora col mancino e Tiziano questa volta si è superato, l'ha trovato finalmente il sinistro, ma ha trovato anche l'opposizione del portiere, calcio d'angolo, palla forte in mezzo, forse anche il palo colpito da Murò. Sta cercando di attaccare maggiormente sul Mistral Palermo, un primo tempo equilibrato ma forse maggiormente di stampo bianco, adesso invece sembra essere partita meglio il Mistral con Di Maria che trova una deviazione e trova soprattutto il calcio d'angolo con il solito Murò a battere. Di Maria cambia tutto, Argibai e Mancino lo sanno, non glielo vogliono concedere. Murò appoggia per Di Maria che l'accarezza questa palla, ma non trova lo spazio per poter calciare in porta, lo fa adesso. Ma Zamboni come sempre si sostituisce al portiere, poi la palla sembra quasi andare fuori, ma la tiene in campo Mallimaci e poi direttamente da Diliberto. Pennino, Argibai per Pennino, Martino mette una pezza, Zamboni non sbaglia mai il pallone, lo riserva ancora al compagno, cambia tutto, dall'altra parte poi calciare Diliberto, pare che rimane lì e poi forse la traversa, ma se l'è completamente divorato, anzi no perché la tocca credo proprio Diliberto sul Giriolo, palla in calcio d'angolo, occasionissima, questa palla era al secondo palo con Giriolo che ha fatto molto bene a farla uscire un po' questa palla e poi calciare dopo e non di prima subito, però non è andata a buon fine con Diliberto, credo l'abbia toccata lui per ultima.
mette dentro Di Liberto ancora, la sporca, poi Di Maria col tacco, e Argibai, Zamboni sul mancino, finta e controfinta, si gira, Zamboni ancora, non sbaglia praticamente mai la giocata. Muro è velocissimo, va sul fondo, Muro ancora, Tiziano, palla che rimane lì, e Zamboni con una finta di corpo elude anche Argibai. Adesso la partita si è fatta molto più bella, e Muro, intervento scomposto, ma sul pallone, e guadagna anche la rimessa. Dopo si è rialzato da Ricca, Di Maria, c'è il pallone, finta, va sul destro, non trova però uno spazio e si appoggia infatti da Muro, che è veloce, potrebbe fare vedere ancora una volta una delle sue giocate. Muro, tacco, Di Maria ancora, c'è dietro Argibai, ma poi finisce andare da Pennino, sovrapposizione del 10, Pennino, Di Maria, nel frattempo Di Liberto si arrabbia un po', sbraccia, dice forse voleva fare qualche altra cosa, poi Muro trova una rimessa laterale, e chissà che, appunto, come diciamo in precedenza, la soluzione di Liberto non possa che essere una delle chiavi della partita, perché lui quando sale può essere sempre pericoloso. Al momento non è una soluzione che abbiamo visto spesso, ma chissà. Argibai per Pennino, che si gira bene da pivot, trova comunque una rimessa, facendo sportellate con gli avversari, fa Muro a battere. Argibai va incontro, va sul mancino, apre tutto, Di Maria, e sul destro cerca lo spazio, lo trova, adesso Muro finta, va sul mancino e addosso all'avversario, ma nel frattempo è molto dolorante. Quindi di chi si tratta? Nel frattempo fuori Argibai, dentro Vincenzo Da Ricca. È rimasto giù, adesso cerchiamo di capire di chi si tratta. Nel frattempo cambio con l'ingresso di Cimarosa, 2005, è arrivato a terra Giriolo, buona partita per lui, anche se una grossa occasione l'ha avuta. Dentro anche Di Salvo, quindi Muro, Di Maria, c'è Pennino, è entrato in campo Da Ricca, dicevamo, Muro, pressione alta, Muro, Di Liberto di prima, nel controllo di Salvo, ottima a recuperare il pallone, ma non trova il compagno, leggermente in avanti in questo caso Mallimaci, che si aspettava sì quella palla, però forse si aspettava leggermente più in avanti. Forse la mancanza di un riferimento centrale sta un po' mancando alle Mistral, qui nel frattempo molto bravo Muro a prendersi anche questo fallo. La sua velocità, la sua tecnica è sempre un problema per tutti gli avversari. Di Salvo lo ferma in modo irregolare, però prende anche un colpo, forse al volto. Il modo di andare verso l'avversario, si sono scontrati, tutto ok, però fortunatamente per il 14. E dunque primo fallo segnato anche dalla signora Alessia Castello della sezione di Palermo. Da Ricca spara alla porta, vuole girarsi, Pennino trova Muro, adesso Di Maria dall'altro lato, Da Ricca, calcio ottimo, Josep Punte, se fa vedere la sua velocità, Da Ricca lo fa adesso, finta, si ferma e appoggia da Di Maria. Adesso Muro che vuole che Pennino faccia un po' di spazio e faccia anche il blocco, che infatti arriva. Di Maria, Muro ancora, bucata centrale, Da Ricca, si gira, calcia Da Ricca, e poi Di Salvo non è preciso nell'aggancio, forse nel non voler spazzare la palla, non si è capito molto bene, una cosa un po' a metà, ma sicuramente brutta da vedere. Di Maria esce, Di Salvo esce anche Mallimaci, Muro fa una magia, Muro ancora, e la palla direttamente sotto i glutei di Cimarosa, che avanza ma viene fermato da un super Da Ricca. Bel recupero qui di Da Ricca, che fa vedere come sia un giocatore che non disdegna mai la fase difensiva. Di Maria avanza, si prende tutto lo spazio contro Zamboni, che però la fronteggia
e lo guarda attentamente. Di Salvo l'aggancio, così complica tanto la vita. D'Arecca! E poi Tiziano mette in rimessa laterale, prima occasione per D'Arecca che si sta accendendo. Tito per Muro, che prende però in pieno l'avversario. Di Liberto cambia tutto. Dall'altro lato c'è Di Maria, adesso maggiormente Mistral in campo, finta di Dell'Aria che vuole passare, intanto al campo al posto di Pennino nel frattempo. Ma Zamboni è sicuramente l'MVP di questa partita. Di Maria vuole il destro, non glielo vuole concedere, trova però Muro che calcia verso il secondo palo, poi ancora Muro in anticipo, c'è D'Arica che però non si leva da lì e non gli dà l'appoggio, così chiedeva un fallo che però non c'è. Cimarosa, perfetto Di Maria, poi mette anche la punta, ancora Di Maria su Zamboni, Di Maria rimessa laterale e poi chiama un po' di grinta ai compagni e facendo fuori i Malli Maci dentro, se non hanno visto male, Priolo. Di Liberto calcia smorzando, poi calcia verso la porta, appena entrato con la maglia numero 8 Giuseppe Costantino, tocca il primo palo della sua partita e lo realizza così, 1-0. E la sblocca la Gallinese con questo gol. Di Liberto ha calciato male e questa è una novità, perché solitamente quando lui calcia da quella posizione è sempre un'occasione pericolosa. Poi Muro intanto è Tiziano perfetto a respingere, ma si sta accendendo anche Muro e mi viene a dire finalmente, perché un giocatore come lui deve suonare la carica, deve soprattutto dare l'esempio ai compagni, perché è uno dei giocatori più forti di questa rosa e sappiamo che il suo apporto è fondamentale in rosa. Nel frattempo fuori Di Maria, dentro dell'aria, già anche da qualche azione. Caracciolo lotta. Adesso Di Salvo, Zamboni, Costantino e Caracciolo. Squadra molto giovane. Con Zamboni e Tiziano chiaramente alzano un po' il livello della carta d'identità. Parica di testa, Caracciolo, palla sugli spalti. Muro per D'Aricca. Muro, solita giocata su Costantino, alla meglio ancora Muro e Tiziano la prende ancora col fisico, ma Muro quando sprinta non lo prende praticamente nessuno. Di Salvo, Caracciolo, forse palla fuori, no, fa fallo però dell'aria. Primo fallo anche per la compagine palermitana. Zamboni, palla per Costantino, D'Aricca non si va a fregare, palla che rimane lì, Muro può ripartire, c'è D'Aricca in sovrapposizione, Muro, finta ancora, Muro, secondo palo, era bellissima l'occasione per Mendola, ma ha svedo sul più bello, poi il numero 8, era giusta la palla comunque, che azione. Nel frattempo cambio, dicevamo, dentro Mendola. Muro ancora se la costruisce per calciare forte col destro e dopo tanti tiri col sinistro questa volta calcia col destro dell'area ancora, nel frattempo è rimasto giù Caracciolo, si riparte, Giriolo attacca la porta, Giriolo e la palla termina fuori con Di Liberto che però sembrava essere a coprire tutta la porta. Nel frattempo il gioco è fermo con Caracciolo che ha preso una botta nello scontro con dell'area e gioco momentaneamente fermo. Rimessa dal fondo, quindi ha avuto questa ghiotta chance Giriolo, ma dell'aria. D'Aricca, Mendola, buon lavoro, calcia subito col mancino Zamboni, però è un osso durissimo.
Ancora Mendola, sempre Zamboni, poi Muro di forza, Zamboni ancora, e poi la deviazione di Mendola sulla respinta ancora del solito Zamboni, che sempre più migliore in campo della partita. Zamboni che forse sbaglia, e infatti è rimessa nera. Dell'Aria, da Ricca, vediamo se sprinta, Girolamo non lo fa passare. Muro, Mendola, se la vuole costruire solo, da Ricca, destro sinistro, sceglie, vediamo il destro da Ricca, ancora entra, va giù, non c'è nulla perché Coto solo medito di cara, poi recupera il pallone ancora da Ricca, si è acceso, poi il passaggio, viene fermato Zamboni, contropiede, Giriolo può metterla dentro, Giriolo ancora, Giriolo di Liberto, cosa ha preso ancora il portiere? Partita bellissima, il risultato è di 0-1 per la Gallinese, ma non ci stiamo veramente annoiando e ancora mancano 9 minuti e 32, insomma c'è tanto da vedere e tanto ancora per divertirci, soprattutto. Schema, Martino, Zamboni, Tiziano, fallo di Daricca, no, si batte subito, poi gol di Martino ed è 1-1. Autogol sfortunatissimo di Martino, che si è trovato nel punto sbagliato, nel momento sbagliato. Ed è 1-1 dell'Aria. Palla sul muro che va incontro con Costantino, ancora dell'Aria. Da Ricca, questo è punta, chiamato anche dal compagno. Argibai, tutto in campo adesso. Posto di Mendola. Poi sbaglia da Ricca, Costantino, da Ricca però è un osso duro. Su una pressione di Daricca è arrivato il gol, perché lo sbaglio della rimessa è arrivato proprio su una pressione altissima di Daricca, che adesso potrebbe anche calciare, finta, costruisce, ma forse da lì Daricca deve calciare. Ma la magia di Argibai mette dentro! Dopo il tunnel fantasmagorico del 10, che giocatore! Che ancora però, lo diciamo, non si è ancora acceso del tutto. Dell'Aria, Muro, Daricca, va sul mancino, si ferma, sterzata in mezzo a due, Daricca vuole far passare la palla ma non riesce, Martina ancora, Daricca, fallo, e forse mi viene da dire più fallo quello del Mistral piuttosto che questo. Ed è intanto time out chiamato quando siamo sul risultato di 1-1, partita molto molto divertente. Anche un piccolo momento di pausa per i due tecnici, per cercare di cambiare un po' quello che forse non sta andando bene, quello che forse non sta funzionando al meglio da ambo i lati. Entrambe le squadre comunque stanno giocando a mio avviso bene, però è stato di 1-1, quando si è in pareggio allora significa che una delle due o entrambe addirittura non hanno dato il massimo, e quindi chissà che non avvenga dopo questa piccola interruzione con il mister Cappello che sta parlando con i suoi, anche Comito fa parte dello staff del mister Cappello. Seconda. Nel frattempo si ritorna in campo con Di Maria a posto di Daricca, poi dell'Aria Argibai, Muro e Di Liberto chiaramente, dall'80 invece Martino, Costantino no, Cimarosa che c'è il pallone adesso, Zamboni e Giriolo.
Martino di testa, libera poi di Liberto, la tiene in campo Argibai, tacco, Giriolo, adesso Zamboni. Che rischio di Zamboni, ma che giocatore comunque deve anche in campo. Giriolo mette dentro questa palla di Liberto, ringrazia e fa subito ripartire Di Maria. Non ha compagni vicini, infatti deve cambiare lato da Dell'Aria. Poi Di Maria, adesso Murò, Argibai, ancora si ferma Dell'Aria contro Cimarosa. Poi Di Maria, in partita. La palla è che prende da fuori. Va Di Maria. Dell'Aria. Argibai, bella giocata per la conclusione di Dell'Aria che segna e poi esulta come Erling Haaland. 2-1. Con il numero 17 Andrea Dell'Aria. Gran bel gol, ma che azione comunque del mister, che è arrivata davanti alla porta e Dell'Aria ha fatto quello che gli riesce meglio, il gol. L'ex Cus continua a fare bene. Per lui lo scorso anno 14 gol in me, bottino interessantissimo per un giocatore che parte comunque in fase difensiva. Nel frattempo c'è un piccolo errore nel risultato, chiediamo chiaramente scusa. Tanto Martino! E non la tocca di Liberto. Dicevamo, chiediamo scusa un attimo per il risultato, chiaramente è 2-1, non 1-2. Piccolo errore tecnico, chiediamo ancora scusa. Dell'Aria, alza la palla verso Di Maria, è troppo profondo. Quando mancano 6 e 30 secondi, una rimonta al momento ottima della compagine di mister Cappello, poi chiederemo chiaramente una domanda proprio sulla rimonta eventuale, chiaramente, quando dovesse finire così. Adesso non ha più fretta il Mistral di giocare la palla, è in fase di attesa. E infatti Argibai guadagna qualche secondo, chiaramente il tempo è fermo, però spezzare un po' il fiato è sempre un qualcosa di utile. Tempo Zamboni che dice ai compagni di seguire tutte le marcature. Dell'Aria per Di Maria, Belopila al calcio contro Zamboni. Guarda i compagni per attendere senza affondare il tackle. Muro, Di Maria, Argibai, bella giocata, va sul mancino, ruleta, sempre molto elegante il 10. Di prima Dell'Aria, bella palla, Di Maria si può girare, vediamo ancora Dell'Aria, fermato all'ultimo, forse con un controllo non felice. Poi scivolata in Di Maria, non va a buon fine, Zamboni ancora e trova l'opposizione di Argibai. Questa volta al contrario, solitamente Argibai non trova i compagni per l'opposizione di Zamboni, questa volta invece è al contrario con il mancino dell'11 che si è stampato dritto sulla tibia però del 10 spagnolo. Martino che è entrato nel tabellino ma per un autogol, molto sfortunato qui. Zamboni fa sul sinistro, calcia di Liberto sul primo palo e poi fa ripartire subito i suoi con Argibai, ma è in vantaggio Cimarosa. Zamboni ancora, calcia con il mancino di punta. Ed è quindi rimessa laterale, zona offensiva per la Gallinese con Zamboni che mette la palla dritta sulla linea ed è uno schema con la finta tentata ma non riuscita da parte di Mallimace, però l'opposizione di Muro che è perfetto qui. Zamboni di prima, l'aggancio ottimo di Giro che si infila, mette dentro e poi super Muro che qui dà fastidio fino all'ultimo
a Mallimaci e non gli consente un facile gol sul secondo palo. Magia di Muro. Nel frattempo fuori dell'area, dentro Daricca che si stava accendendo piano piano. Nel frattempo gioco fermo, forse perché bisogna rendere più lucido il campo. C'è che un cambio nel corner. Mette dentro, la tocca Giriolo, ma non in maniera positiva. Quindi Diliberto con il pallone tra le braccia, lo lascia lì a Muro. Finta su Giriolo, esce in pressione anche Zamboni, che non è uscito neppure per un istante. Tutta la partita, insomma, la partita è iniziata alle 3 precise, sono le 4:15. Un po' di minutaggio, diciamo che se l'è fatto oggi Zamboni, ma ipotizzare di fare a meno, a tempo time out, diciamo, fare a meno di Zamboni credo sia una follia pura, perché è un giocatore completo, gioca centrale, ma lo state vedendo anche un po' più in alto per cercare di recuperare il risultato. Gioca come centrale, tiene la difesa, è anche il primo che imposta. Ai suoi piedi sono arrivate anche le migliori occasioni da gol, per esempio la punizione calciata con Diliberto, molto molto bravo invece a metterla in corner, così come ogni azione praticamente inizia dai suoi piedi e poi va successivamente dagli altri, ma tutto inizia proprio da Zamboni, che è un giocatore universale. Nel frattempo si ritorna in campo quando mancano 4:47, come potete benissimo vedere al nostro schermo. Oggi è una postazione abbastanza favorevole da questo punto di vista, è molto comoda perché vediamo il crono di fronte, invece solitamente quando vi raccontiamo tante altre partite non capita di avere questa fortuna, oggi invece sì, il crono visibile, chiaramente è tutto più semplice, così come il conteggio dei falli che viene chiaramente favorito dalla presenza del crono di fronte a noi. Di Maria, Muro, Daricca di prima, Zamboni tocca. Ed è rimessa laterale con Di Maria, Martino concede giusto lo spazio per fare battere, poi rimane lì a dar fastidio Tiziano. Palla lunga di petto, la mette giù come può, ma ci riesce anche con qualità Mallimaci, però Arcibai, Muro, Zamboni in anticipo, è rimessa laterale. Nel frattempo si gioca nel quinto di movimento per la Gallinese ed è Giriolo. E quindi power play adesso, ritmo veloce, rapido, tanto giro palla per cercare un buco. Zamboni non è precisissimo questa volta. Zamboni che fa quasi da maestro per i movimenti, palla dentro e scivola di Muro, provvidenziale, perfetta, perché c'erano sia Giriolo che Di Salvo dall'altra volta che si stavano infilando. Tiziano è fuori al momento, ma farà poi probabilmente il cambio con Giriolo. Zamboni, Giriolo con un po' di difficoltà, palla che va dentro, Diliberto calcia e Zamboni è sempre le
E infatti dice al compagno: che cosa stai facendo? Palla dentro, può mettere ancora al centro, non arriva Giriolo, c'è Zamboni che cambia tutto con una freddezza glaciale, ancora dentro! E non trova la porta, ma Limaci da posizione favorevole con Diliberto comunque lì, pronto ad intervenire. Nel tempo fuori Giriolo, dentro Tiziano, ma smetteremo di dirvi il cambio, lo sapete anche voi. Con il power play è sempre così, zona offensiva, entra il quinto di movimento, zona difensiva, entra il portiere. Muro, salta Martino nettamente, Muro ancora, mette lo sprint, Zamponi gli ruba il pallone, poi la tiene lì. E Muro ancora una volta a dar fastidio e rubare l'ennesimo palla sua partita. Che partita comunque di Muro, poi da Ricca sbaglia con Di Salvo. Malli magica, Cappello chiama intensità, Zamboni. Poi sbaglia il pallone, forse il primo errore della sua partita. Entra in porta Tiziano. Da Ricca contro Zamboni. Mette il piede nel momento giusto, ma Limaci da dietro da Ricca sul pallone. Poi cerca il fallo, forse Zamboni si è fermato, adesso è un po' stanco però. Laggiù, palla fuori. C'è tanta sportività comunque in campo. È molto durante qui il 13 che butta palla fuori, restituendola agli avversari. Iniziato Malli Maci, classe 2000. Muro, bella giocata ancora una volta del numero 8 che adesso potrebbe anche cercare la porta, ma sul fondo Muro dentro, Tiziano gira da Ricca pronto a intervenire ma non è bastato. Martino entra Giriolo intanto. Al centro Di Salvo, Zamboni cambia tutto ancora da Martino, poi Di Maria sempre a dar fastidio. Zamboni, Martino e Diliberto, si era creato quello spazio e lui lì ha calciato. Diliberto forse non perfetto in questo caso. Giriolo, Zamboni, Martino. Zamboni ancora quando manca 1 minuto e 38. Cambia tutto, Giriolo, Zamboni, si cerca uno spiraglio che però non si trova. Diliberto subito da Di Maria, c'è da Ricca solo, ma non lo serve. Il capitano del Mistral, dell'aria. Poi Muro rischia tanto ma subisce anche il fallo. Dentro Pennino, fuori da Ricca e dunque atteggiamento più difensivo con Di Maria dell'area e Pennino a fare da guardia. Pennino contro Zamboni, era meglio il ben più esperto giocatore numero 11. Palla dentro ancora Diliberto, perfetto in spaccata, bravissimo qui ad intervenire e a chiudere lo specchio. Poi Diliberto cerca la porta, la tocca Zamboni e la palla non entra in porta. Questione di centimetri quando mancano 50 secondi. Ma Di Maria adesso si gioca anche penso col cronometro. Palla dentro che passa dell'area al palo. C'era un buco incredibile della Gallinese. Giriolo, Di Salvo, Zamboni, glaciale come sempre. Martino, l'anticipo di Diliberto che forse avrebbe voluto prendere questa palla e calciare conoscendo. Mancano 30 secondi, niente più. Zamboni, Martino, Cimarosa per la conclusione del secondo palo e sbocca Di Salvo e fa 2-2 e forse potrebbe anche pareggiarla. Esultanza verso la telecamera.
Se c'è una cosa però che questa partita ci ha insegnato è che non bisogna mai dire che è finita, perché sul possibile 3-1 di Dell'Aria è arrivato nel contropiede successivo con il quinto di movimento il pareggio della Gallinese. Qui si è un po' gelato però il Palaureto. Adesso bisogna stare tranquilli perché il secondo tempo è stato positivo. Muro, esce fallo, poi giallo per Diliberto e giallo anche per Martino, che ha calciato il pallone con tanta forza sugli spalti. Gara molto corretta, adesso un po' rovinata. Al di là di questo, tanta correttezza comunque. Martino dice ha fatto un fallo, poi è stato credo per il pallone allontanato il cartellino. Diliberto invece per essere andato a contatto invece con il 18. Muro cerca la sua solita velocità, sceglie l'interno, Pennino la toccava giù, non c'è nulla, poi Dell'Aria ancora, Martino lotta, Dell'Aria l'ultima a toccare e poi ancora una volta a provocare uno screzio. Mancano 9 secondi, la Gallinese vuole difendersi. Zamboni va lungo di testa, Pennino favorisce l'inserimento, ancora può calciare, secondo palo e qua Martino ha avuto l'occasione per i 3 punti e se l'è, lo possiamo dire, divorata. Poi Diliberto, ma mancano 2 secondi, manca veramente troppo poco, palla va in porta ma chiaramente non è gol e dunque con questa azione finisce anche la partita. Con il risultato di 2-2 finisce Mistral Palermo Gallinese. Adesso arriva anche il triplice fischio effettivamente e dunque un punto per Mistral, un punto per Gallinese. Noi come sempre vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportisili è tutto. Ancora una volta vi ringrazio per averci tenuto compagnia e alla prossima.